Le donne sono il sale della vita. Ma certi volte è meglio a mangiare zipet. Volevo fare questo video per parlarvi un poco delle donne. Perché tra poco si avvicina l'8 marzo. Mannaggia, mai capite perché l'8 marzo è la festa vostra? E a noi uomini ci facita la festa. La donna. L'essere per eccellenza. La colonna vertebrale del mondo, l'essere che Dio ha creato da una costola dell'uomo, ma secondo me c'è una palla. E che palla, sti femmine, che palla! Infatti la donna è un essere divino, straordinario, per vari motivi. 1. Si bagnano senza toccare l'acqua. 2. Perdono sangue senza ferirsi. 3. Rompono i coglioni senza toccarli. La donna. L'unico essere che butta il sangue una volta ogni 28 giorni. E là di 28 anni ci fa tutta all'uomo. Inizia la festa l'8 marzo e la donna va trovando la colazione a letto, le rose a letto, un regalo a letto, sempre a letto sta roba. Ma anche che non fanno un po' di tutto in mare che dice amore. Ti è una cosa tra luce. No, dica amore, non fanno un po' di tutto in mare. Sto rattusa. Sempre che lo fa, sempre quello pensano gli uomini. Solo le cose vogliono dalle donne, amarene la fatica. Anche a me che era una bella giornata. La roba a Venezia stanno a meno 40 gradi. L'8 marzo, che fu la giornata proprio per i diritti delle donne, morte in fabbrica, proprio perché pigliano per, e femmine oggi vanno pigliare. Infatti uscite, proprio l'8 marzo decidi di portarla in discoteca. La vai a prendere a casa sua, la chiami e fai amore sono qui, scendi. E lei con grandissima nonchalance ti risponde Dai, 5 minuti e scendo. ragazzi, io faccio questo appello a voi uomini perché si manuca a sbagliare. Quando una donna dice tra 5 minuti scendo, tra 5 minuti scendo, basta. È inutile che ti bussa ogni mezz'ora. Arrivi in discoteca roba 10 ore, e vedi tutta una franghia allina impazzuta, tutto imbernacciato, un musso alba pariette. Una serata tutti gli allini perché alla fine è friendly per le donne, invece è solo quello che è l'uomo che da papà. E vedi tutto che la banda assatanata, infuocata, che tu pensi niente di meno, che lì là sono morti in da fabbrica che hanno pigliato fuoco e che si stanno infuocate. Stanno in da discoteca per si pigliare un negroni, ma non un drink, proprio un negroni. Tutta sbavare, devo spogliare il list che parla la canzone Meneito, Bibi, Meneito, Meneito e Meneito. E tu non serve proprio. E te ne accorgi quando non servi proprio, perché alla fine quando tu ne stai pigliando, perché vedi che a te non ti cagano proprio. E c'è un compagno tuo che fa, Pasca Maro stai e Meneito, Meneito. Perché che la sera la donna vuole la parità dei sessi, perché ne va trovando due, che la sera la donna va trovando un autore e tu l'autore tieni sulle cose. Queste donne sono cambiate, sono pazzute, mentre prima per avere una donna, per conquistare una donna gli dovevi fare la dichiarazione d'amore. Ma per conquistare una donna le fa la dichiarazione dei redditi. E noi uomini chiacchilli, perché bene ci siamo diventati chiacchilli sotto queste donne. Vogliamo essere ancora uomini all'antica che vogliamo portare la mimosa alla nostra donna in questo 8 marzo, no? Perché tu vai vicino a essa e fai cara. Oggi ti ho portato una cosa che ti farà sicuramente felice. Ti ho portato una cosa gialla che dura soltanto un giorno. Cos'è? Mi hai portato 100 euro. Ma che mondo sarebbe senza le donne? E ho voluto fare una breve lista. 1. Un mondo senza strilli. Sì, perché immaginiamo che siamo nell'ennesimo negozio, pagando l'ennesimo capo d'abbigliamento per la nostra donna 120 euro scontata. Va bene che la raggia in corpo che piglia l'ultima testosterone del tuo corpo per i capelli, vuoi fare l'uomo e fai uè, basta! E s'annanzi un cassiere ti fa che la faccia e ti dice Basta che... no, dico basta questo, perché ce ne stanno tanti altri là che sono pure bellini, andiamo a vedere, andiamo. Perché si immagina la tua chiacchieraggine ti divora e diventi tutto rosso, proprio come il tuo conto in banca che tiene ormai appresso essa. 2. Un mondo senza scenate. Tu stai camminando con lei a fare shopping e pensi, maronna, e quando cazzo a ma casa non ce la faccio più, tengo proprio il vescico, tengo proprio la prossa dei vicini e cosci. Niente di meno bello e buono mentre stai pensando alla pasta e fa sul ti arrivano pacca la rete a capo. Ma talmente forte che niente di meno un molare va tu all'incisivo e dici voglio tutto a posto, cazzo, tu pensavi che ero proprio una stella cadente.
Dice no, invece niente, sono passato per capo che ci ho buttato a fare pipì o canino. E poi mi sentivo un po' giù di molare. Praticamente io ti stavo pigliando arrivato pacchero, pum pum pum. Che stavate di proprio a Padre P, che dice, ehi, è meglio che ti facevo premere. Era meglio una stigma di un mese che andavo 2 giorni. E nel frattempo che ti stai ripigliando ancora dalla visione di Padre P, ti arriva una pacchera ancora. Che Padre P dice, è meglio che me la va, che no che bosca. Pure io. Ti giri tutto scumato a sangue con l'uccio, perché l'uccio si è fatto tutto viola e fai, che è successo? Ti giri e trovi che la faccia più o meno così. Perché hai guardato quella? Ma quella... Perché hai guardato quella? Ma quella chi? Quella. E niente di meno ti favano pure Eugenio guardare, dice, ma chi? Quella. Occhi castani, neo sulla guancia, capelli tinti con una tintura scadentissima di 25,39 centesimi, bascio marcata a Maddalena. Seno prosperoso, gambe lisce. Ma quando me, come l'ho vista? Eh sì, perché tu presi il cellulare, hai fatto sponde con lo specchietto del cellulare che è andato a finire nella vetrina, che poi è tornata nello specchietto di un pullman che stava passando, e poi che è andato a finire vicino al bastone che picchia il cane, che mossa il gatto, si mangia il topo che al mercato il mio padre comprò. Tramite quel puma hai visto sotto una signora che si sta guardando nello specchio, e tramite quello specchio tu hai visto lei. Fai schifo, fai schifo. Fai schifo, sei un diabolico. Io penso che tu sei un pervertito. Ah, ma io penso che tu non stai buono. E proprio guardando per il zoom, ma ci mette a fare tutto sto casino. Ah, avevi il perizoma, allora l'hai visto. Tu fai schifo, fai schifo. Tu guardi le arti e stai con me. Povera mamma mia. Sei un mascalzone. Farabutto. Io ti lascio. Un rende mocca me lascia. Come una babbuata. E tu fai, come si dice il proverbio, occhio viola e mano vacante. Una vita senza indecisioni, sì, perché la donna è indecisa. Si è scoperto che la donna non è un punto G, è proprio un punto interrogativo. Dio, quando stava creando la donna, in quel momento stava pure progettando a Luca Giurato. La donna è capace di lavare, stire cose, fa avuto 3 palline e sape spiegare nello stesso tempo la trama di Beautiful, ma si blocca annanzi a un vestito. Sei vicino a un commesso in un centro commerciale. Amore, quale ti piace di più di questi vestiti? Questo rosso qui oppure questo nero qua? Che tu guarda e fai, amore, quello là rosso è più bello perché mi sa che è un po' più sexy. Ah, e perché tu vuoi dire che quello là nero a me non mi sta bene? Vuol dire che quello là nero parla proprio pur pazzacati vicino a un scoglio. Sei bello tu, e quando sei nato non c'agniva tu, c'agniva tuttora. Tutto questo sempre davanti a un commesso. Hai ragione, no, guardando bene hai ragione. Quello là nero ti sta meglio, sì, no, il rosso... Mo, nero, mo! E che ci fa un funerale ancora? Ora è novembre! Ma non ti decidere proprio niente, sei inutile. Con me sei inutile, presto. E mi devo portare a Bobby, Che cosa stai a fare? E quello non me lo senti, e quello non... Amore, la verità, cioè proprio, devo dire, proprio ti stanno buono tutti e due. Tutto questo sempre davanti a un commesso. Che tu guardi con una faccia schifata e tu pensi, vedi a te che sei riccione, e senza 1000 cambi di umore. Ne vogliamo parlare. Quando la donna tiene le sue cose, è l'unico periodo del mese, con sangue non sai se o suoi o se o tuoi. A un certo punto la guardi là stesa sul letto che sta dormendo. E tu come nel miglior film d'amore vuoi andarle vicino per darle soltanto un bacio. Belle boh, arriva una manata in faccia, scip, strascini che ti rimangono 2 chili in capo. Non ci indorsate tanto, tutto sfumato a sangue. E fa... Io non sto bene! Non me ne sono accorta, amore. Tu non mi capisci, non mi capisci. Tu non sai niente di me, tu non mi capisci, non mi ami. Tu non mi ami, non mi coccoli. Fa niente di me, non fino a un quarto d'ora fa è rimasto un musica la parola, a furore bacio e mocca che niente di meno quando ti vedi ciccio per il quando fai schifo, frate mi sei proprio un chiacchiere. Ma soprattutto ragazzi senza dover fare 1000 complimenti. Sì, perché quando la sera prima che avete cenato e siete stati insieme la vedi tutta bella, formosa, capelli mossi, sembra che è uscita da una pubblicità, ti hai cuccato con un femminone, ti uscita e la mattina roba ti trova contro figure rosse la sezione Garibaldi a vicino. Senza trucchi, i capelli che pare che asciutta sotto un cappettone. E la vita che si è cuccata con la maschera facciale di ortaggi, con cuccielli qua, e fratelli di recce, e pumarola mocca, che tu pensi che il cappettone ce l'ha fatta proprio fruttaiola. Borse sotto all'occhio che ci mancano solo i documenti. Con pigiama fa vedere Winnie the Pooh, che c'è sta scritto Winnie the Pooh, che la faccia di facchinetta a così in coppia. Con certi pili in coppia e cosce che tu guardi e dici, ma che ci fa la coscia mille basci? Ah, ma la senti più. Sarà l'effetto che mi sono dormito la coscia. Ma come cazzo fare? Se sponderai in nottato con me fungi che li pigli. E tu cominci a pensare, ma non è che sei sfondato su fitti coppe e me che tu c'è la signora Rupia nei copri induriti. S'avvicina cuciata la prima mattinetta fa. Buongiorno.
E tu pensi, wow, e sto cesso parla pure, e saprà pure appolato, sente che fete. E fa, Amore, ma com'è che non mi fai più un complimento? Non mi dici che sono una principessa, non mi dici che sono una favola. Come ieri pensavo che ti piacevo di più, ma sono diversa. tu pensi niente me, diversa. E che hai fatto ammazzate come mammone da nottata? Una vita senza aspettare basso palazzo, senza cambio d'umore, senza fare complimenti, senza ricordare eventi, senza ciaccarella, senza... senza... Ma in fondo questa donna è la colonna vertebrale del mondo. Non è l'amore che è cieco, ma è la ciucia che ti cieca. Però bisogna dire che la donna è la rovina dell'uomo, ma senza femmina siamo arruinate. Buon 8 marzo a tutte le donne del mondo. E ricordatevi, care donne, che l'8 marzo è la festa della donna, non la sagrada mignotta. Latrins e gentili merda, statevi buone, va. Perché hai salutato quella? Perché hai salutato a quella? Perché hai salutato a quella? Amore, ma che lei... Perché hai salutato a quella? Perché... Amore, ma che... Perché l'hai salutato? Amore, che lei era mamma.